Si ferma a Liverpool la striscia di vittorie del Napoli, si ferma ad Anfield, in uno di quelli uno degli stadi più carichi di significato, più storici del calcio europeo e mondiale, ma è una sconfitta dal sapore non eccessivamente amaro, perché grazie al risultato di 2-0, ad una sconfitta, ripeto, con il risultato di 2-0, gli uomini di Spalletti hanno comunque agguantato il primo posto nel girone di Champions e infatti lo stesso Luciano Spalletti si è complimentato con la squadra al ritorno questa notte da Capodichino, scendendo dall'aereo, erano circa le 4:30, il giornalista Carlo Alvino ha riportato quelli che sono stati i complimenti appunto di Luciano Spalletti al capitano Giovanni Di Lorenzo e ovviamente al resto della squadra. Parleremo ovviamente della prima sconfitta del Napoli in stagione e guarderemo però al tempo stesso anche all'Atalanta, perché forse c'era anche un po' il pensiero alla sfida contro quella che è la seconda in classifica, la possibilità di tracciare un solco già abbastanza netto con quelle che sono le inseguitrici. Il Napoli ad oggi domina, o meglio comanda la classifica di Serie A con un parziale che non aveva mai avuto, un vantaggio di 5 punti, pensate, sulla diretta inseguitrice, sull'Atalanta, che appunto ospiterà gli azzurri nel corso della prossima giornata di Serie A. Fatemi ricordare però intanto quelle che sono le modalità attraverso le quali seguirci. C'è ovviamente come sempre il 79 del digitale terrestre, c'è YouTube in streaming sul canale ufficiale. A proposito, mettete sempre un like, iscrivetevi, interagite anche in questo modo con la nostra trasmissione, perché ci aiutate poi ad essere sempre più presenti, a tenervi sempre più aggiornati con tutto ciò che succede in casa Napoli. Grazie al nostro Biagio Barone, il nostro regista. Andiamo a salutare dando il buongiorno a Ciro Novellino. Ciao Ciro. Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti. E allora? Come dicevi tu, una sconfitta sì che ferma la striscia delle 13 vittorie consecutive, ma che al tempo stesso comunque fa sì che il Napoli possa essere testa di serie nel sorteggio degli ottavi di finale di Champions che si giocheranno, che si giocheranno a febbraio, ma che ci saranno per quanto concerne il sorteggio nella giornata di lunedì. Un Napoli che perde 2-0 con il Liverpool, un Napoli che però si aggiudica con 16 punti, o meglio con 15 punti la testa del girone, frutto dei 4 gol messi a segno nella gara d'andata con il Liverpool, che quindi proiettano il Napoli verso un sorteggio, si spera, clemente per quanto riguarda gli ottavi di finale. Ma alla fine il Napoli ha meritato di perdere ad Anfield? No, il Napoli non ha meritato di perdere ad Anfield secondo me. Io ieri ne parlavo durante la live reaction, anzi nel post partita con Manuel Guardasole che era inviato a Liverpool, e ti dico che ho avuto l'impressione di un Napoli davvero grande squadra, perché è andato a Liverpool, ha giocato, ha creato occasioni, aveva trovato il gol annullato per posizione di orecchio di fuorigioco di Ostigard. Sì, c'era tipo mezza faccia e un po' di spalla. L'orecchio era fuorigioco di Ostigard, però ma c'era, infatti è quello che ho sempre detto a tutti gli amici che scrivevano: no, questi fuorigioco millimetrici non ci devono essere. Se fuorigioco è anche di un centimetro, di un millimetro, deve essere fischiato, perché se fosse accaduto ad altre squadre, noi eravamo lì a dire no, quello non è fuorigioco, quello è fuorigioco, non l'hanno dato, eccetera, eccetera. Quindi fuorigioco era, e fuorigioco giusto sia stato fischiato. Per quanto concerne comunque la gara, ecco, il Napoli ha mostrato di essere, come dicevo in precedenza, grande squadra. Ha messo in difficoltà il Liverpool, ha subito 2 gol nel finale perché si è un po' abbassato, forse non dico ammollato, ma lo stesso Luciano Spalletti ha fatto intendere che nel finale qualche cosa è successo, perché effettivamente il Napoli poi ha subito 2 gol fotocopia. Molti hanno dato le colpe ad Alex Meret e io non me la sento nella maniera più assoluta di dare colpe ad Alex Meret, anche perché, ho spiegato anche ieri sera, quando tu dall'alto verso il basso schiacci il pallone diventa complicato per chi deve parare, in questo caso Meret, che comunque è un portiere molto alto. Il punto è che vanno a colpire di testa dei calciatori che sono molto alti, come per esempio Van Dijk, che probabilmente è stato perso da Kim,
che ha fatto sì un'ottima partita, lo ricordiamo quando è andato addirittura ad inseguire Momo Salah all'interno dell'area di rigore del Liverpool, per esempio, però effettivamente in quel finale, in quei 5-10 minuti finali, effettivamente qualcosa è successo nelle marcature di quei 2 tiri della bandierina. Io penso che alla fine il Napoli debba essere felice perché era capitato di battere il Liverpool in passato. C'era riuscito anche Ancelotti Sì. tra le mura amiche dello stadio Diego Armando Maradona. In partita singola però, in casa. Nel doppio confronto invece il Liverpool è stato battuto. Sì. Il Napoli 4-2 se la gioca coi Reds ed è capace di battere una delle formazioni più importanti d'Europa nel doppio confronto. E questo è quello che fa forse estremamente la differenza. La differenza la fa la scelta di Jürgen Klopp, che schiera i suoi con il 4-3-3, ma Roberto Firmino era sullo Botka. Sì. La punta del Liverpool, che in questi anni si è laureato anche campione d'Europa, ieri era su Lobotka. Tra l'altro anche un po' troppo duramente, spesso e volentieri gli è entrato nelle caviglie, ma dà la dimensione di come sia stato Klopp ad adattarsi su Spalletti. Vincenzo, ma tu ricordi... E questa è una roba che dovrebbe far capire, non so se rendere orgogliosi o meno i tifosi, perché poi ovviamente magari cercano, i tifosi cercano i titoli, cercano le vittorie, però questo rende la dimensione di quello che è oggi il progetto Napoli. Sì. Il progetto Napoli oggi impone al Liverpool di adattarsi sullo schema di Spalletti. La punta centrale del Liverpool, che è stato anche campione d'Europa, va a uomo sullo Botka. Vincenzo, ma tu ricordi il primo Napoli al Liverpool? Quello con Dossena, un Napoli Sì, che andò in difficoltà. Europa League. Sì, entra Gerrard e succede di spacca tutto. Sì, cioè, entra distrugge Gerrard la e partita. fa la differenza. Ieri il Napoli è uscito da Anfield a testa altissima, non alta, al di là del risultato, ma è uscito da Anfield a testa altissima. Ha creato delle occasioni da gol, è riuscito a trovarlo anche il gol in quell'occasione e magari un millimetro più indietro non era fuori gioco. Quindi è un Napoli che dimostra una dimensione differente rispetto al passato e dimostra quanto sia cresciuto nel corso degli anni. Probabilmente questa stagione potrebbe essere l'apice di un progetto Napoli che lo scorso anno, o meglio questa estate, ha visto andare via tanti calciatori importanti e che ne ha visti entrare altrettanti che magari in alcuni casi erano anche sconosciuti. Vedi Kvaratskhelia per esempio, oppure nessuno si aspettava che Olivera potesse avere questo impatto o che Kim potesse avere questo impatto. Eppure questo è Napoli davvero superlativo in alcuni frangenti. Citavi Luciano Spalletti, quelle che sono state le sue parole, le sue analisi, quindi prima di dare un voto ai calciatori del Napoli protagonisti ieri ad Anfield, ascoltiamo anche e guardiamo le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa al Triplice Fischio. Buonasera mister Davide Chinellato, Gazzetta. Sento una partita in cui uscite sconfitti qui, dove avete giocato almeno per 85 minuti meglio dei vostri avversari. È la prima sconfitta stagionale. Come si reagisce ad una partita così strana dove perdete pur avendo giocato meglio? Sì, la sua analisi mi sembra corretta, si reagisce bene, nel senso che siamo orgogliosi di aver passato un girone così difficile per primi. Si fanno i complimenti da aver tenuto la partita in equilibrio, avendo creato delle occasioni, avendo dovuto anche soffrire in alcuni momenti, ma avendo giocato a viso aperto contro un colosso come il Liverpool qui ad Anfield. E naturalmente si fanno i complimenti ai calciatori. Poi se si vuole essere pignoli si va a analizzare gli ultimi 10 minuti dove i calciatori man mano che passavano i minuti involontariamente hanno visto che ormai l'obiettivo era raggiunto, perché era impossibile prendere quel numero di gol che ci creasse difficoltà per il passaggio come primi.
hanno abbassato un pochettino e lì fa parte un po' del carattere della squadra, perché loro poi, anche se questo meccanismo poteva succedere anche a loro, però invece loro hanno continuato ad andare a 1000 come fanno sempre. Io quando mi sono accorto di questo ho tentato di cambiare qualcosa, di mettere forze fresche, però poi come abbassi un po' il livello di squadra, della fisicità, si ritorna a fare quegli stessi discorsi che poi diventa difficile sulle palle inattive sopperire a quelle che sono le loro stature. Loro sono una squadra che nelle ultime partite ha battuto di media 8-10 calci d'angolo a partita, tra in casa e fuori. In casa ne batte 12, 13, a volte 15, per cui questa è una caratteristica loro. Però poi rimane il fatto che c'era da tener botta all'inizio della partita, sulla fiammata iniziale siamo stati benissimo in campo, in maniera corretta, per cui, ripeto, orgogliosi di questo traguardo raggiunto come primi nel girone, e grandi applausi ai miei calciatori. Salve Spalletti. Buonasera. Potremmo definirla, mi sento di dire Parli più forte perché non si sente. potremmo definirla una sconfitta a testa alta decisamente, passando Una il sconfitta? girone. A testa alta. A testa alta, ok. Quindi complimenti. Quello che volevo chiederle, in passato il Napoli al sorteggio non è mai stato così fortunato. Non ho capito In perché passato il Napoli al sorteggio non è mai stato molto fortunato. Conta in questa competizione più la fortuna, la tenuta mentale, l'atteggiamento, cosa? Ma non ce ne frega niente della fortuna e della sfortuna. Noi siamo super fortunati ad essere qui a giocare queste partite qui, per cui più cattiva ce la fanno trovare la squadra e più contenti siamo, perché si va a giocare partite di questo livello qui, che è una roba incredibile, poter stare lì dentro a sentire un pubblico eccezionale come questo, a vedere uno spettacolo di questo livello fatto da due squadre che se la sono lottata a viso aperto, per cui conterà quello che è il livello di calcio che metteremo durante le partite, quello conta, non avere fortuna o sfortuna su un episodio. Buonasera mister, un commento per i tifosi del Napoli che non hanno mai smesso di incitare la squadra sin dal primo minuto, nonostante comunque una partita che magari poteva anche impedire a qualcuno di loro di venire fin qui in Inghilterra, e hanno fatto uscire comunque la squadra tra gli applausi scroscianti. Un commento è quello che noi riusciamo sempre a costruirci un pezzo di stadio Maradona in tutti i campi dove andiamo a giocare, in tutti gli stadi dove andiamo a giocare, riusciamo a costruirci il nostro pezzo di Maradona, di stadio di Maradona. Per cui questo fatto qui è un fatto straordinario, e anche per questo la squadra ha giocato una bellissima prestazione anche stasera dentro una competizione difficilissima, anche se poi ne usciamo sconfitti, però io sono stato tranquillo per 85 minuti dove la squadra poteva segnare, dove la squadra in alcuni tratti della partita ha comandato il gioco e ha creato delle grandissime occasioni da gol. Arrivederci. Grazie a voi. I saluti di Luciano Spalletti alla stampa, e chiaramente il modo di accomiatarsi dopo una partita che ha visto, ripeto, il Napoli giocarsela alla pari, tutto sommato con il Liverpool. Poteva finire in tanti modi, ecco, è terminata con il punteggio di 2-0, con un Napoli che forse si è un po' lasciato andare nel finale, diciamo così,
ma non possiamo dire che la partita non sia stata giocata alla pari o che addirittura il Napoli non potesse anche trovare risultato, fare bottino pieno nel girone di Champions League. A proposito, hai sentito cosa ha detto sul sorteggio? Ricordiamo, lunedì mostreremo chiaramente i sorteggi di Champions qui alle 12 su Calcio Napoli 24 TV, e sul sorteggio Spalletti ha detto: più ce la mandano cattiva meglio non è. credo alla fortuna e alla sfortuna, più ce la mandano cattiva e meglio è, ridendo. Quindi non crede alla fortuna e alla sfortuna, però spera ovviamente di non prenderla troppo cattiva. Vogliamo dare un'occhiata ai gironi di Champions League per capire giusto così qualche... L'unica che ha chiuso questa stagione perché poteva insieme al Napoli raggiungere il record delle 6 vittorie nelle 6 gare è il Bayern, che ieri ha strapazzato l'Inter 2-0 a Monaco. Allora, l'Inter però non la può beccare il Napoli. No. Può beccare il Club Brugge, che è stata un po' la sorpresa, forse proprio assieme al Napoli, di questi gironi di Champions, perché in un gruppo con Porto, Club Brugge o Brugge, che dir si voglia, perché poi chiaramente i puristi della lingua mi potranno correggere, Leverkusen e Atletico Madrid, io onestamente mi aspettavo che, ecco, l'Atletico passasse sicuro e che se la giocassero Leverkusen e Porto. Non certo il Porto primo con 12 punti e il Brugge con 11, però tant'è, la squadra belga può essere uno degli avversari del Napoli, l'Inter non può esserlo. Noi possiamo l'Inter beccare non può esserlo. Eintracht Francoforte, Club Brugge e Borussia Dortmund. E io volevo andare piano piano e tu me l'hai giocato. Io stavo E andando vuoi, girone per girone, punto per punto, viene Ciro Novellino, dai, dici un'altra volta. Allora, Eintracht. Andiamo su Calcio Napoli 24. Perché c'è questa mattina riproposto ovviamente alle 7:36, ti do anche l'orario, il pezzo con le possibili avversarie del Napoli, con le squadre qualificate, con le teste di serie e con appunto gli incroci che ci possono essere con il Napoli. Ma c'è il rischio anche di beccare il PSG, perché ad oggi sono primo e secondo, nel girone dove la Juventus è uscita malamente, primo e secondo PSG e Benfica con 11 punti. Esatto. Qualora per esempio il PSG non vincesse con la Juve e vincesse il Benfica, addirittura il Napoli potrebbe beccare il Paris Saint-Germain come secondo. Ma anche il Real, Lipsia e Shakhtar, volendo. Quelle non affrontabili sono l'Inter, il Liverpool e il Milan. Beh, però il Real è sicuro di passare. Il Real è sicuro di passare, ma giustamente se vince il Lipsia e il Real perde, passa secondo. Esatto. Incredibile. Il Milan speriamo ovviamente che possa passare, perché così poi possa essere anche una avversario. Il Milan passa o non passa, il Napoli non lo becca. Il Milan non lo becca perché è italiana, per questo dicevo. Stesso discorso per l'Inter. Eintracht, no, però l'Eintracht è finito giustamente, ha terminato con 10 punti. Quindi ci sono delle squadre che potrebbero essere definite un po' più abbordabili, va? Tra PSG e Club Brugge. Non penso di dire una castroneria, insomma, se dico meglio il Club Brugge. Certo, assolutamente. Ma anche il Salisburgo, per esempio, o con l'Ipsia, attenzione, io ci vado sempre con i piedi di piombo, così come Benfica io lo eviterei, a prescindere, anche se il Napoli, lo ricordiamo, qualche anno fa... Ha dei bei ricordi. Sì, qualche anno fa con Callejon, non ricordo bene se Insigne e un altro, vinse 2-0 in casa del Benfica, quindi ci sono bei ricordi, però io onestamente quelle maglie rosse le eviterei. Andiamo a guardare anche le pagelle che ha preparato il nostro Ciro Novellino questa mattina, signori. Dateci anche la vostra, fateci sapere se vi piacciono i voti che ha scelto per il Napoli Ciro Novellino. Tu c'hai una preferenza per i difensori centrali? Tu secondo me quando giocavi a calcio da piccino eri un difensore centrale? Assolutamente no, centrale. Allora è per questo che sei così cattivo con Osimhen. Sono cattivo che con gli hai dato un Osimhen. 5,5. Sì, perché secondo me la prestazione di Osimhen è stata troppo sottotono ieri, troppo chiuso da Konaté e da Van Dijk. Non nervoso perché abbastanza tranquillo, tranne in quell'episodio che c'è stato quando era a bordo campo, dove probabilmente ci sono stati anche dei bu nei confronti di Osimhen. Ci sono stati sicuro. Ci sono stati dei bu nei confronti di Osimhen, e tant'è che lì va a discutere anche con l'arbitro e con Van Dijk.
però effettivamente la prestazione è stata sottotono. Poi io avevo detto a Biagio Barone, qui c'è Kvaratskhelia a 7, però se n'è dimenticato e allora ha messo 6,5, però io avevo dato 7 a Kvara. Perché? Avevo dato 7 a Kvara perché ha avuto un approccio importante al match, perché Alexander Arnold un'altra volta ieri andava in giro per il campo a cercare la testa, che ogni tanto Kvicia gli faceva saltare. Ha avuto altri due, lo sai come li chiamavo io da ragazzino? Altri due Susamielli, i tunnel. Anche nella serata ti sei quindi ieri. lasciato abbindolare dai tunnel di Kvaratskhelia? Non mi sono lasciato abbindolare dai tunnel di Kvaratskhelia, mi sono lasciato abbindolare dalla prestazione in generale di Kvaratskhelia, che è stata Io il 7 non gliel'avrei dato onestamente, per me è un 6,5. Forse Biagio ha voluto dire guarda Ciro, Biagio si è preso la responsabilità, responsabilità, esatto, si è preso lui la responsabilità, responsabilità. ci vuoi pensare un altro poco, anche perché meno male che gliel'ho detto ieri sera a Biagio, che davo 7 a Kvaratskhelia. Ma invece per quanto riguarda Lobotka? Lobotka 6,5, prestazione ancora una volta convincente, ottima partita, così come mi è piaciuto Mattias Olivera. Il 7 ai due centrali di difesa è semplicemente legato al fatto che sono stati davvero importanti nell'economia del gioco. Io ricordo, per esempio, te l'ho detto in apertura di trasmissione, Kim che rincorre Salah all'interno dell'area di rigore del Liverpool. Cioè, per me quella è un'immagine davvero particolare, cioè il difensore centrale che abbandona la propria zona per rincorrere l'attaccante nella propria area di rigore. Ostigard ha dimostrato ancora una volta di essere difensore arcigno, difensore forte, e poi non disdegna di andare a saltare di testa. Cioè, al di là del centimetro in fuorigioco, ma ieri aveva trovato il gol al Liverpool dopo aver segnato anche nella scorsa occasione, quindi vuol dire che il ragazzo c'è, è arrivato a Napoli con i crismi del quarto difensore centrale. Io credo che nel corso del tempo possa anche riprendersi a livello di scalare le gerarchie, non riprendersi, perché io ritengo in questo momento ancora avanti Juan Jesus, per un motivo semplice, che probabilmente spiega anche, o meglio non probabilmente, spiega anche Luciano Spalletti, non ricordo se ai microfoni di Sky o in conferenza stampa, quando dice riguardo a Ostigard, ha iniziato la partita un pochino troppo non nervoso, utilizza un altro termine che adesso mi sfugge, ma poi nel corso del tempo si è calmato durante la partita. Quindi ecco, Juan Jesus in questo momento dà maggiori garanzie da quel punto di vista, dà maggiore tranquillità da quel punto di vista. Poi Kim, che giochi con Juan Jesus o che giochi con Ostigard o che giochi con Rachmani, per me ha sempre un rendimento elevato, anche se in occasione dei due gol effettivamente lì forse se li dimentica un pochettino chi va a saltare. Nella prima occasione Van Dijk che trova il gol. Qualcuno scrive Sirigu salvaci tu. Ma ragazzi, ieri Meret ha davvero fatto due papere? No, Vincenzo non ha fatto due papere. Allora, abbiamo anche delle foto, Biagio, che intanto possiamo mostrare per chi magari non avesse avuto l'opportunità. Se abbiamo delle foto le mostriamo, se no altrimenti abbiamo Ciro Novellino. Abbiamo le foto, io ho le foto. No, c'è Ciro Novellino che con la sua grande capacità evocativa descrittiva può far rivivere ai nostri telespettatori. Esatto, guardate. C'è un'occasione che secondo me è emblematica, al di là del fatto che è la posizione irregolare in partenza di Salah, ma Salah salta il difensore che era Kim, se ne va, si invola verso l'area di rigore a tu per tu con Meret. E Meret ci mette la manina. manina. Era gol fatto, Meret prolunga la traiettoria e la devia in calcio d'angolo. Lascia che fuori gioco, ma quella è una parata incredibile. Però non vale. E ne ha fatte ai fini della ma l'ha fatta. Ma negli annali non c'è. Ma ne ha fatte anche altre. Nelle statistiche, quella parata non c'è. Ok, ma ne ha fatte anche altre però di parate. Cioè la prestazione di Meret è stata positiva. Meret ha fatto almeno tre parate, secondo me ha fatto, non da 6. Io gli ho dato 6,5 perché ritengo che la prestazione di Meret sia stata importante, anche perché vado ad analizzare i due gol e dico
Lo ripeto, te lo ripetevo prima anche a microfoni spenti. Quando l'attaccante schiaccia a terra, quando l'attaccante schiaccia a terra, per il portiere diventa complicato arrivarci. Cioè, puoi essere Buffon, puoi essere Iker Casillas, puoi essere chi che sia, ma quando l'attaccante ti schiaccia il pallone a terra, ragazzi, ma non ce la fai. Poi è vero che sono d'accordo quando Paolo Di Canio analizza ieri la posizione di Meret e dice: un portiere non può essere con i piedi dietro la linea della porta. Questo è vero, perché Meret doveva avere quel passo in più, ma quando arriva il pallone probabilmente lui fa quel passo all'indietro, indietreggiando, forse perché non riesce ad avere la visuale, perché poi erano tutti schiacciati. Io adesso vado a memoria, se ricordo bene siamo quasi al limite dell'area piccola quando si va ad impattare il pallone, quindi forse lui per istinto di protezione fa una sorta di passettino verso l'indietro, ma comunque il pallone entra perché è schiacciato, non perché commette un errore, anche perché poi alla fine c'era arrivato sostanzialmente all'interno della porta, anche per esempio quando Salah poi sulla ribattuta, ma era già gol su Van Dijk, quando Salah colpisce a botta sicura, lui la prende ma è all'interno della porta. Quindi io non me la sento onestamente di dare colpa. Per esempio ricordo, ecco adesso mi viene la parata su Thiago. Per esempio, anche lì Thiago va a botta sicura, prova a mirare all'incrocio, è vero che non la alza tantissimo, quindi è un po' più bassa, Meret si distende e fa un'ottima parata anche in quel caso, e Thiago lì ci è arrivato a botta sicura su quel pallone. Quindi io ritengo la prestazione di Meret comunque importante, una prestazione comunque importante che dimostra che dall'errore compiuto qualche partita fa lui si è ripreso alla grande, perché sia con il Sassuolo in occasione del 4-0 del Maradona e sia ieri in occasione della vittoria del Liverpool, Meret per me è sugli scudi. E allora andiamo ad ascoltare le parole di Alex Meret, l'estremo difensore del Napoli. Sono d'accordo con Ciro, non credo sia stato colpevole per quanto riguarda i gol incassati. Fosse riuscito a trovare l'intervento, staremmo parlando di un 7, di un 7,5. Sì. Non è arrivato in nessuno dei due casi. Per me parliamo di un 6, perché poi va a bilanciare quelli che sono comunque due gol presi con quelli che sono stati gli interventi importanti a cui faceva riferimento il nostro Ciro Novellino. Le parole di Alex Meret in Mixed Zone. È il caso forse di dire sconfitta a testa alta, perché comunque il Napoli si qualifica e passa al primo posto. Ci spieghi cosa è successo sulle due reti? Cosa è successo? È stata un po' di disattenzione, loro comunque hanno degli ottimi saltatori, lo sapevamo, non è facile contrastare gente come Van Dijk in area, potevamo forse fare meglio, però quello che rimane comunque la grande prestazione che abbiamo fatto. Oggi abbiamo fatto un po' più di fatica, ma lo sapevamo, in questo stadio era difficile, però penso che abbiamo comunque cercato sempre di giocare la palla e niente, è una sconfitta che ci fa per fortuna poco male, però dobbiamo subito pensare a ripartire per la prossima partita. Alex, poi primo posto, al di là del risultato stasera, come dicevi tu, grande prestazione. Dove può arrivare anche in Champions questo Napoli secondo te? In Champions sappiamo che chiunque affronteremo comunque sarà una grandissima squadra e dobbiamo sempre continuare a provare a fare il nostro calcio, quello che stiamo facendo in queste partite. Dove può arrivare non lo so, perché comunque sarà difficile, però se giochiamo così potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Cosa si può imparare dagli ultimi 15 minuti? Si può imparare che contro queste grandi squadre non bisogna mai calare di 1 millimetro la tensione. Su 2 episodi abbiamo preso 2 gol che potevamo evitare, però come ho detto prima, per fortuna questa sconfitta fa poco male, adesso pensiamo alle prossime. Grazie. Poco male, pensiamo alla prossima sarà proprio contro l'Atalanta e parleremo della gara stavo dicendo Atleti Azzurri d'Italia, invece oggi si chiama Gevis Stadium. Oggi si chiama Gevis Stadium, ma a me ancora oggi mi da chiamarlo Stadio San Paolo a volte. Anche a me, io devo sempre Maradona. Pensarci, perché mi viene sempre... devo prima rifletterci anche io, altrimenti è chiaro che sono vecchi nomi che si fa fatica ad abbandonare. Storici.
Sono nomi storici. Assolutamente. Quello è sempre stato Stadio San Paolo. Di Mattias Olivera che mi dici? Ti dico che anche ieri I nostri telespettatori qui l'hanno elogiato, Sì, nei messaggi. Sono d'accordissimo, perché anche nella serata di ieri ha fatto una buona prestazione. Sorprende, ma è bello avere in organico due possiamo dire finalmente due terzini sinistri che se la possano giocare, e se gioca uno gioca l'altro non fa differenza, perché sia Mario Rui che Mattias Olivera hanno un rendimento che è davvero molto alto. A Mario Rui manca ancora il gol, ha colpito la traversa contro il Sassuolo, invece Mattias Olivera il gol l'ha trovato, per esempio in quel di Cremona, quando il Napoli vinse per 4-1 contro la Cremonese allo stadio Zini, ma al di là dei gol, buona corsa, recupero, buone diagonali, si spinge in avanti con regolarità. Poi è anche vero che se davanti a un certo Kvicia Kvaratskhelia tutto diventa più semplice, perché quando vedi Kvara che prende palla, scappa e poi si accentra, quando ti sovrapponi Kvara ti mette quel pallone delizioso che deve essere soltanto messo in mezzo, e sia Olivera che Mario Rui hanno un piedino davvero molto delicato e riescono appunto a servire degli assist molto molto interessanti ai compagni. Anche dall'altro lato però c'è da dire che sia Lozano che Politano fanno quella giocata con l'inserimento di Giovanni Di Lorenzo. Se ci fai caso, Di Lorenzo ieri era tantissime volte nell'area di rigore del Liverpool, per tantissime volte è andato a traversone in mezzo, poi purtroppo non è riuscito a trovare un compagno libero, se non nell'occasione di Kvara che al volo calcia, ma Alisson va alla parata centrale. Però effettivamente è una sovrapposizione dei due esterni bassi con i due esterni alti del tridente che porta a giovamento e fa sì che il Napoli sia molto alto nelle sortite ovviamente offensive. Scusate che stavo... Cosa è successo? Mi stavo affogando, ma andava bene così. In realtà stavo guardando quelle che sono le statistiche legate a Victor Osimhen, perché questa è stata, diciamo, la sua zona di influenza. Ha spiazzato molto. Tu mi dici che insomma si è lasciato come dire un po' intorpidire da quello che è stato il duello con i difensori centrali del Liverpool. Mastini, Vincenzo. Però secondo me ci ha provato, nel senso che è ovvio che ci ha provato. 22 tocchi. Ha fatto il Victor Osimhen. 22 tocchi sono pochini. Ha fatto il Victor Osimhen della situazione, ha provato a dar fastidio agli avversari, ha provato a dar profondità quando ne aveva. Io ancora intanto questa voce così che sempre alla Louis Armstrong, purtroppo questi tempi sono così. Comunque dicevo, ci ha provato, ha battagliato con i difensori avversari. Non credo che sia meritata l'insufficienza. Cioè, io penso che quello che sta per fare Biagio Barone è davvero tanta roba. Andrebbe agli annali anche il nostro Biagio Barone. Perché tra un po' sta arrivando il bicchiere d'acqua. Sta arrivando il bicchiere d'acqua, secondo me. Biagio Barone. Quindi chiaramente lo andiamo a ringraziare, però io volevo davvero parlare. Acquaiolo, l'acqua è fresca. Io volevo davvero parlare. Sì. Ma il nostro Ciro Novellino a volte è davvero incontenibile, il nostro è un mattatore, ma come le fa le live reaction? No, non hai idea. Cioè, come le fa? È un one man show la live reaction di Ciro Novellino, 5 ore continue. Ad ogni modo, tutto per dire che non sono d'accordo col 5,5 e nemmeno i nostri telespettatori sono d'accordo. Ho visto che qualcuno se la ride sul 5,5, però io continuo a pensare che al di là di tutto... a me non è piaciuta la prestazione proprio del tutto di Osimhen. Cioè, ci si aspetta sempre tanto da Osimhen, a maggior ragione dopo la tripletta messa a segno con il Sassuolo, perché poi i cattivi, io non sono cattivo, però i cattivi potrebbero dire ma fa 3 gol col Sassuolo e poi non la coglie con il Liverpool. In realtà non è così, perché è anche vero che affronta 2 difensori centrali del calibro di Konaté e Van Dijk, che con tutto il rispetto per i difensori centrali del Sassuolo non sono quelli del Sassuolo, quindi stiamo parlando ovviamente di un livello totalmente diverso. Io confermo il 5,5 per le cose che ti dicevo
che ti dicevo in precedenza. Mi aspetto sempre tanto. Me lo aspettavo ancora di più dopo la tripletta messa a segno nell'ultimo turno, il pallone sgraffignato dalle mani dell'arbitro in occasione del post partita contro il Sassuolo allo Stadio Maradona. Per me il dato che dimostra tanto rispetto a quanto stiamo dicendo è quello sulle spazzate. Sulle spazzate dove, al contrario degli altri spunti, tra Liverpool e Napoli c'è quasi il doppio di differenza. Vedi, 12 per il Liverpool, 21 per il Napoli. Alla fine il Napoli ha comunque subito quello che è il pressing del Liverpool. Beh, certo, ma Vincenzo, ma noi non... Cosa che magari invece tra le mura amiche dello stadio Diego Armando Maradona non era successa. Vincenzo, ma noi non dobbiamo dimenticarci che eravamo ad Anfield. Cioè, il Napoli ha fatto una prestazione importante ieri, lo abbiamo sottolineato più volte, ma giocavamo ad Anfield. Cioè, contro il Liverpool non stiamo affrontando l'ultima squadra al mondo. Stiamo affrontando il Liverpool ad Anfield, in uno stadio così importante, quindi è normale che poi tra l'altro il Liverpool, dato che ha un'opportunità di potersi aggiudicare il girone al primo posto, vincendo per 4-0, provi all'inizio anche a forzare un po' la mano. E ti dirò, se il Napoli fosse riuscito nei minuti iniziali, perché qualche opportunità l'ha avuta, fosse riuscito a trovare il gol in quei minuti iniziali, probabilmente avremmo assistito ad una gara ancora diversa, totalmente probabilmente diversa. Invece il Napoli è rimasto lì, è rimasto concentrato, ha subito il giusto, con Meret che è riuscito anche in qualche parata, e ha tenuto fino a quando non c'è stato qualche cambio di troppo, o meglio, qualche cambio non di troppo, vista la stanchezza di qualcuno. Perché per esempio io con i club collegati ieri mi aspettavo dei cambi ad inizio di presa, piuttosto che intorno al 65-70 minuto. Non sono arrivati, cioè noi, come abbiamo potuto vedere, abbiamo avuto cambi all'83esimo. Simeone e Raspadori entrano insieme al minuto 83 del match, quindi come? 87 mi corregge Biagio Barone, quindi in pratica negli ultimi 10 minuti, perché ci sono stati anche 7 minuti di recupero, quindi ci sono stati dei cambi che sono molto avanti nel tempo, come se Spalletti avesse voluto tenere in campo quella formazione nella quale credeva, anche perché stavano giocando bene e non voleva andare a toccare nulla per quanto concerne diciamo i meccanismi che sembravano appunto leati bene. Mi dispiace solo che le fasi finali di questa Champions League, caro Ciro, si andranno a giocare a febbraio, quando le cose potrebbero essere totalmente differenti. Cioè, parliamo di 2 stagioni quest'anno. Mi avrebbe fatto molto piacere. Mi avrebbe fatto molto piacere giocare in Europa con questo Napoli, con queste squadre, perché ad oggi, ripeto, visto che te la sei giocata con il Liverpool e sul doppio confronto sei riuscito anche a batterli, ma questa squadra ad oggi in Europa davvero se la può giocare con tutte. L'unica, appunto, cosa che chiaramente mi dà un po' di dispiacere è che a febbraio la cosa sarà completamente differente. Si sarà giocato un mondiale, si sarà andato avanti in campionato. Vincenzo, cioè, potrebbe essere totalmente un altro Napoli. Io non sono pessimista. E totalmente altre squadre. Assolutamente sì. Però... Cioè, fai caso il Real Madrid, no? Che vince la Champions qualche mese prima, non era il Real Madrid che ha vinto la Champions. Mi voglio basare su un aspetto, voglio essere ottimista e basarmi su un aspetto. Si è sempre detto e abbiamo sempre detto che le partenze di Spalletti sono importanti. Quest'anno è come se ci fossero 2 campionati, perché sostanzialmente fra 10 giorni, oggi è il 2, fra 10 giorni c'è l'ultima gara con l'Udinese al Maradona, poi se ne riparlerà il 4 di gennaio con l'Inter a San Siro, quindi passeranno 2 mesi dalla gara con l'Udinese a quella con l'Inter, e in pratica vuol dire una nuova stagione, un nuovo inizio, e Luciano Spalletti ha delle ottime partenze. Parliamo invece di Jürgen Klopp. Prima gli abbiamo fatto i complimenti, adesso ascoltiamo le sue parole in conferenza stampa. Evening, for those of you required, we'll have simultaneous translation on the headsets. Vinny, do you want to go first? Yeah,
Jürgen, good night. What reaction did you see from your players this evening? Quale reazione ha visto dai suoi giocatori stasera? Una reazione che volevamo vedere. Eravamo tutti d'accordo che dovevamo reagire, ovviamente, ed abbiamo reagito in una partita molto difficile contro un ottimo avversario. Siamo stati molto coesi, molto compatti. Non è mai stato facile per loro, anche quando avevano possesso del pallone, nei momenti in cui volevano giocare il loro pallone, a prescindere della loro bravura, li abbiamo messi in difficoltà. Sono bravi come individui, come singoli, come gruppo. Noi abbiamo cercato di chiudere gli spazi. Siamo riusciti a conquistare il pallone, abbiamo giocato un buon calcio. Il secondo dopo il gol annullato al Napoli, va bene, era tutto un po' incasinato perché tutti volevano fare tutto in fretta e in furia. Si è cominciato a giocare da una velocità molto alta, abbiamo perso un po' il pallone, loro ci hanno colpito sul contropiede, hanno creato qualche occasione, poi siamo riusciti a calmare un pochino il gioco e poi abbiamo segnato 2 bei gol. Abbiamo fatto vedere la determinazione giusta, trovarsi nella posizione giusta dopo il rimbalzo dal portiere. Sì, ma stasera avete sempre rappresentato un certo pericolo alla difesa del Napoli, però Nunes ha avuto un impatto perché il primo gol era un colpito di testa lui, poi ha segnato il secondo gol, quindi ha creato dei pericoli. Sì, ma non era una partita per fare un turnover di tanti giocatori, però lui è partito dalla panchina. Nunez, Curtis ha giocato bene in una posizione nella quale non è abituato a giocare, e poi quando poi far entrare in campo un giocatore come Nunez molto con la sua qualità fa la differenza. James Milne ha giocato molto bene il primo tempo, poi al 46esimo ha subito un infortunio. Sembra una cosa seria e non lo sappiamo. Adesso sembra che stia bene, però poi dobbiamo valutare e fare ulteriori verifiche, penso. Prego. Altre domande? Can you use the microphone, please? The guy's got a veil, like he did. Is that okay? I mean, you could get up and get it, perhaps. I don't know. That's for him. Makes sense. Yeah, good. You've beaten 2 of the best teams in Europe. Jürgen, avete vinto contro il City, contro il Napoli. Cosa vi dici questo sulla qualità di questa squadra? Ma non abbiamo avuto mai nessun dubbio sulla qualità di questa squadra. Questo è un po' un problema. Non siamo stati molto regolari in queste ultime partite, anche per questo che ha parlato della secondo gol contro Leeds. Questo è un po' emblematico della nostra situazione. In quelle situazioni lì dobbiamo difenderci, invece noi volevamo vincere la partita, invece dovevamo difenderci meglio nell'area di rigore. Loro potevano anche perdere tempo senza fare la rimessa laterale. Noi non ci siamo difesi bene nell'area di rigore perché siamo detti vabbè, siamo in 3, facciamo noi, conquistiamo noi il pallone e poi ripartiamo. E quindi oggi abbiamo dovuto cambiare un attimino le cose, difenderci bene con tutto quello che abbiamo. Siamo stati molto compatti. Siamo stati molto vicini a loro, abbiamo fatto vedere la determinazione giusta, appropriata. Non bisogna dimenticare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, anche se ormai non è più importante. Si può anche dire che magari non ne potete più, però dobbiamo lottare, combattere bene per uscire da questa
in questo periodo, e così torneremo a giocare il nostro calcio, il calcio che siamo capaci di giocare, e stasera abbiamo fatto vedere di che cosa siamo capaci. Abbiamo giocato un ottimo calcio a tratti e siamo stati bravi in difesa, abbiamo giocato ad un bel livello. Napoli era veramente una bella squadra, poteva essere molto difficile per noi, però abbiamo giocato bene e così abbiamo anche siamo riusciti a vincere. È necessario essere regolari, stabili. Anche magari la prossima partita è stata completamente diversa, però prendiamo spunto da questa partita, le cose buone che abbiamo fatto stasera, e poi ripartire la prossima volta. Se vi potete passare il microfono, per favore. Buonasera mister, congratulazioni per la vittoria. Thank you. È rammaricato per essere finito alle spalle del Napoli nella classifica finale, o comunque è soddisfatto considerando il cammino che hanno fatto le due squadre in questa Champions League? Grazie. Yeah. So I don't regret. No, non ho nessun rammarico stasera, no, assolutamente per niente. Cioè, no, non è che poi dovevamo segnare il terzo o il quarto gol, no, assolutamente per niente. Abbiamo iniziato molto male il gruppo, ovviamente, abbiamo giocato molto male contro il Napoli, forse abbiamo dato una mano a Napoli nella prima partita perché abbiamo dato molta fiducia a loro, no? E si è visto in Serie A, non so, è la terza volta che giochiamo l'ultima partita contro il Napoli, no? Nel girone. Nel passato bastava un punto magari, o dovevamo vincere, è andato bene le altre due volte, ma anche stavolta, però mi sa che il Napoli si è ben meritato il primo posto del gruppo. Grazie. C'è stata questa lotta tra Kvaratskhelia e Trent. Sono tutti e due buoni giocatori, attenzione. Io so che si parlerà di alcune situazioni quando Trent ha cercato di anticiparlo, però è un bravo ragazzo, ottimo giocatore, molto veloce. Infatti abbiamo quando lui fa il primo movimento è già partito, già se n'è andato via, allora devi essere lì quando arriva il pallone ai piedi, o se no serve un altro difensore perché lui rientra, esce, va sul lato, va verso il centro. Trent ha giocato un'ottima partita contro lui, veramente bravo, non era troppo frustrato quando è stato dribblato, però secondo me è stata una bella partita. Vabbè, è la prima sconfitta per Napoli, la prima sconfitta per Manchester City. Infliggere la prima sconfitta al PSG vi farebbe piacere? Poi vediamo, non so, poi stiamo a vedere. E tanto non mi interessa con chi giochiamo. Vediamo il sorteggio. Il sorteggio quando si fa? Il lunedì. Posso aspettare fino al lunedì, poi vediamo. Signore lì dietro, sempre col microfono, per favore. Avete giocato 4-4-3 stasera, 4-3-3, perché? Questa è la formazione che avete giocato nella maggior parte delle partite? Sì, è un sistema che ci è molto familiare, quando giochiamo bene ci possiamo difendere bene, forse non abbiamo fatto nelle ultime partite, anche per questo che abbiamo dovuto cambiare un attimino le cose, far riflettere i giocatori, dare ulteriori informazioni a loro. Sì, è una cosa che possiamo fare, un'opzione. È entrato poi Darwin, ovviamente. Non cambia niente quando è entrato lui, perché è sempre un attaccante, cioè è una specie di diamante. Per una difesa sì, le cose sono diverse, e poi dobbiamo capire qual è il sistema migliore per noi, a secondo i giocatori che possono giocare. Curtis anche una volta ha giocato molto bene, Fabio può giocare anche quel ruolo, anche Oxlade può tornare a giocare nel campionato.
quindi va bene. Non ho preso una decisione definitiva, adesso bisogna stare a vedere quale formazione faremo giocare contro il Tottenham, però non è che è un sistema che abbiamo dimenticato, è solo che volevo cambiare un attimino le cose per rafforzare la difesa, rinnovare un po' il nostro modo di difenderci, così è funzionata, perché anche con l'altro sistema abbiamo giocato ottime partite, soprattutto nella Champions, col 4-4-2, però questa è l'unica cosa positiva finora quest'anno, che abbiamo giocato utilizzando sistemi diversi, come minimo un paio di volte è andato bene così. Grazie. Erano queste le parole di Jürgen Klopp al termine di Liverpool-Napoli. Ha detto: il Napoli ha meritato il passaggio del girone, forse li abbiamo un po' aiutati. Chiaramente il riferimento è alla gara d'andata persa allo stadio Diego Armando Maradona. Sì, onestamente, quello che poi ha fatto la differenza. Chiaro, onestamente però credo che abbia ragione, soprattutto quando dice che il Napoli l'ha meritato. Sì, no. Al di là del doppio scontro, dove se la sono giocati ad Anfield, mentre invece al Maradona è stata una gara più a senso unico, penso che anche nelle gare contro i Ranger, nelle gare contro l'Ajax, il Napoli abbia mostrato una supremazia così piena e totale da giustificare comunque il primo posto nel girone. Assolutamente. Bene così. Ha dato 10 gol all'Ajax. 10. In una settimana. 10 gol, no 1. All'Ajax. All'Ajax. Napoli. Al Napoli. 4 gol al Liverpool nelle 2 gare. E i restanti 6 li ha dati ai Rangers. Scusate. Mica male. Scusate. Leggiamo qualcuno dei vostri messaggi. Agnello Napoli introduce anche la tematica Atalanta. Scrive: ora testa a Bergamo. Ma chi è oggi l'Atalanta di Gasperini? È la stessa che ha raggiunto i quarti di Champions, è la stessa che ha sfiorato anche per qualche settimana negli anni scorsi il sogno scudetto. L'Atalanta è una squadra insidiosa sempre, non è più quella del passato, ha una particolarità. Non ha le coppe e quindi ovviamente questo agli uomini di Gasperini aiuta tanto nell'economia del campionato, tant'è che oggi è al secondo posto in classifica, anche se ha 5 punti di distacco dal Napoli. E perché la gara di Bergamo diventa importantissima per il Napoli? Perché battere l'Atalanta vuol dire metterla a 8 punti e dato che siamo in pratica, escludendo proprio la gara con l'Atalanta, alle ultime 2 in una settimana prima della sosta, vorrebbe effettivamente dire tenere a debita distanza tanti club, perché il Milan stesso, che ha il turno un po' più agevole delle altre, perché stiamo parlando comunque della gara interna con lo Spezia, cioè comunque in caso di vittoria del Napoli resterebbe a 6 punti di distacco dagli uomini di Luciano Spalletti. Che non sono pochi, Arriva l'obolo di Raffaele Pio Balzano, 2,99, sembra è l'obolo dell'Idol questo praticamente, non è 3 euro ma è 2,99. Ma perché piangi, Raffa? Perché piangi? E penso che sia triste per via della sconfitta contro il... Io ieri non ho capito, ieri scriveva in chat di un qualcosa, diceva ho scritto in un'altra chat di un'altra squadra, se l'è presa tantissimo su questa cosa, ma non sono riuscito a capire perché, cosa intendesse dire. Magari me lo dice, sai quando? Durante la live reaction. Durante il filo diretto. Oggi pomeriggio dalle 16 alle 17 c'è il filo diretto. Magari Raffaele mi chiama, se non va in palestra, perché di solito a quell'ora Raffaele va in palestra. Se non va in palestra magari mi chiama. Scrive Tore Falanga: a me la partita con l'Atalanta mette ansia. Proveremo a capirne di più nel corso di questa trasmissione, ragazzi. Ad oggi sicuramente gli orobici non fanno un calcio, diciamo così, tuttocampista, particolarmente spettacolare. L'intensità resta, perché le modalità di allenamento di Gasperini sono quelle là, quindi sarà comunque una squadra che corre tanto, molto fisica, ma in termini di rischio ne prendono molti di meno. È finita l'epoca dell'Atalanta che segna 4 gol e ne prende 3. Sì. È assolutamente finita. Ti aspetta l'Atalanta. Vado a guardare anche quella che è la classifica di Serie A Poi per vedere le statistiche, no? Un po' dell'Atalanta rispetto a gol fatti e gol subiti. Guardate qua: 18 gol fatti, 8 gol subiti. Ha una difesa migliore del Napoli.
ha la stessa difesa dell'ottima Lazio, giusto un gol in più subito rispetto a quella che è la migliore del campionato, vale a dire la Juventus, che ha fatto anche, guarda quanto è strano il mondo, la Juventus fa 18 gol e ne subisce 7 e ha 22 punti. Cortomuso fa. E a 20, altro che cortomuso. Ma quale cortomuso? Niente cortomuso. Cortomuso a prenderli. È lungo muso allora, perché si fanno fare fessi, nel senso 18 gol e 7 incassati sono 22 punti. L'Atalanta ne fa uguali, 18 gol, uno in più e i punti sono 27. Quindi altra smentita per il cortomuso, altra porta in faccia a Max Allegri, che sarà anche un allenatore che tutto sommato dà una struttura difensiva, ma come produzione di gioco poca. Al di là invece di quanto fa Gasperini, che non è lo stesso Gasperini di qualche anno fa, ma è comunque un Gasperini che dà un'idea e soprattutto sfrutta bene quelle che sono le caratteristiche dei propri calciatori. Sto Lookman, tu lo conoscevi? Ma io a lui facevo riferimento poc'anzi, cioè io non lo conoscevo, ti dico la verità, e mi sta sorprendendo sempre di più, cioè 12 partite, 5 gol e 3 assist, è un calciatore davvero, si sta mettendo molto in mostra. È anche vero che Gasperini è abile in queste cose, non dimentichiamoci che un giocatore come Muriel, che ha una qualità eccelsa, cioè in questi anni ha fatto la differenza entrando negli ultimi 10 minuti di partita, proprio perché Gasperini è allenatore che proprio col suo gioco fino a poco tempo fa offensivo riusciva a mandare in gol tanti calciatori, e Muriel era uno di quelli. Nel momento di difficoltà di Muriel, di Zapata, viene fuori questo Lookman che sta facendo la differenza in questo momento. Andiamo adesso, credo che siamo pronti. No, ecco, sai qual è il discorso? Il nostro Ciro Troise è già pronto, quindi tra qualche minuto andremo anche a salutarlo, però il nostro Biagio Barone giustamente mi ricorda quelle che sono le esigenze della nostra TV, quindi per ora restiamo così nel doppio schermo, a metà strada tra quelli che sono i consigli per gli acquisti, di qui, ecco, vedete, e le informazioni, e poi tra un po' andiamo anche dal nostro Ciro Troise, il quale sono certo... Ieri non era ad Anfield purtroppo, ieri non era ad Anfield, ma sono certo ci darà degli spunti particolari rispetto alla visione del match, perché è vero, è stata una sconfitta, ma è una di quelle classiche sconfitte che vanno analizzate, non tanto nel risultato, ma dal punto di vista della prestazione. Sono curioso di chiedergli anche della gara del nostro Victor Osimhen, gli dirò il voto, caro Ciro Novellino, che tu hai scelto per andare a descrivere la sua prestazione. Possiamo andarlo a salutare adesso, sì. Buongiorno a Ciro Troise del Corriere del Mezzogiorno. Come stai, Ciro? Buongiorno a voi. Sono curioso di questo voto che ha dato Ciro. Vuoi sapere il voto che gli ha dato Ciro Novellino? Vai. 5,5 per Victor Osimhen. Vabbè, ci può stare, la verità. Mi aspettavo peggio, pensavo che essere un voto più basso. L'hai pompato. No, per me invece era da 6 ieri. Sì, siamo lì. Forse ha fatto tutto quello che poteva. Poi, sai, quando uno fa le pagelle è anche l'equilibrio dei punti che hai altri, perché potevo spostare quel mezzo voto in più e voto in meno. E ha fatto tutto quello che si poteva fare. Ha combattuto, ha dato una mano sulle palle attive, ha cercato di fare da riferimento, con i compagni, poi gli è mancata l'occasione, quella quando ha calciato fuori era molto defilata, e non possiamo assolutamente dargli le responsabilità per quell'errore, quindi secondo me può stare tra il 5,5 e il 6, il suo voto dipenderà da quello che ti ha dato. Venendo alla gara nel suo complesso, cosa hai scritto dell'ultimo Liverpool-Napoli? Per me è una gara di grande possibilità. Napoli veramente visto squadra italiana che viene botta fisicamente, l'interpretazione della gara, anche il gioco, come ha fatto il Napoli a gara. Se poi vogliamo parlare solo del risultato, può fare anche il nipote a 7 anni, può fare tranquillamente lui l'analisi delle partite.
vede il televideo una volta oppure il CT, vede quanto è finito, l'Inter ha vinto, se l'ha presa a pallonate. Il Napoli è stato in partita 4 anni fa, la famosa serata del gol che non fa vinto, ma fino al 78esimo, quando Cagliacon ebbe una palla con ancora più mitted, è stato preso a pallonate. È fortunato che il Liverpool ha sbagliato dei gol. Io sinceramente non ricordo grandi occasioni, paradossalmente la più importante è il fuorigioco di Salah. Poi ci sta che se giochi con la sfera all'ottica, una partita del genere, una squadra che ha l'abitudine di tenere ritmi in altissimo fino all'ultimo secondo, soprattutto in casa, ti abbassi un po' e capitano le palle inattive dove ci sono dei talenti, perché il talento non è soltanto il tiro, è anche la capacità del gioco aereo di Van che mi ricorda quella di Sergio Ramos, per intenderci, e salta un po' il perfino difensivo. Kim si trova 1 contro 1 e 1 contro 1 con Van Dijk, anche perché non è assurdo che accada. Non bisogna dimenticare che Napoli ha portato a casa più dell'obiettivo, perché nessuno aveva pensato a Napoli davanti al Liverpool perché classifica nel girone quando è stato fatto il sorteggio in agosto. Se la sfortuna non si accanisce con risultati clamorosi che hanno detto il Paris Saint-Germain, si tira fuori da tutte le possibili big da incrociare ai due lati, e quindi ripeto, vedere il Liverpool mette Firmino che scherma lo poco, vedere il Liverpool dà l'impressione di non pensarci nemmeno di fare l'impresa, di fare il 4-0, una squadra che 3 anni fa è andata a casa con un 4-0 e faceva il testa, è un segnale di grandissima crescita della squadra. Poi la lezione è quella che se vuoi fare risultato ad Anfield o comunque nei campi delle grandi d'Europa devi avere l'attenzione massima fino a quest'anno, perché alla prima attenzione su qualche ti fanno, e in più devi anche avere un po' di fortuna, secondo me, perché si è frizzato sul più bello, è rimasto in moto. Cambiava la partita. Aspetta, Ciro, ti sei frizzato per qualche secondo, immagino stessi facendo riferimento al gol di Ostigard, giusto, per quanto riguarda l'episodio fortunato? Penso che 3 metri cambiava. Avrei voluto vederlo il punto d'Anfield con Napoli che può andare in contropiede con lo Osimhen, sarebbe stata un'altra bella serata. Ciro per Ciro. Ciro al quadrato. Ciro, hai detto già tu della prestazione importante, del fatto che questo Napoli sia cresciuto e ha giocato a viso aperto sostanzialmente fino agli ultimi 10 minuti, dove ha subito i 2 gol al cospetto di una signora squadra come il Liverpool in uno stadio come Anfield. Io però sposto l'attenzione su un altro di aspetto, perché molti hanno criticato la prestazione di Alex Meret dicendo che la colpa sui 2 gol è di Alex. Io non me la sento onestamente di dire che la colpa sui 2 gol è di Meret, anzi dico che secondo me, nonostante l'ottima prestazione, e io ho dato 7 a Kim Min-jae, in quelle 2 occasioni probabilmente se li perde lui. Qualcuno in generale non ha capito sportivo, perché non ha capito niente, sono certe dinamiche, queste la dico proprio brutale. Poi se vogliamo scendere nel dettaglio, l'analisi serena su quelle che sono le 2 situazioni, ti dico, secondo me sul secondo gol Meret e poi è sfortunato che Nunez si trova lì, che Zielinski non sale sul fuorigioco e tiene in gioco Nunez. Sul primo, secondo me, deve stare un passo avanti. Se sta un passo avanti, quella parata che fa respinge meglio e non in zona Salah, e quindi gli dà sicuramente, porta a compimento quello che è un miracolo che avrebbe compiuto. Per me dire errore, colpa di testa, sicuramente si può dire che a volte l'attitudine, soprattutto sulle palle inattive, è stare troppo schiacciata sulla linea di fuoco. A me hanno sempre spiegato che il portiere deve stare un passo avanti, perché dà anche l'idea del dominio della che deve essere la sua zona. Però stiamo parlando di dettagli.
Su Kim è vero, lui perde il duello aereo con Van. Io non so quanti difensori al mondo tengono i duelli aerei, non so quanti giocatori al mondo tengono i duelli aerei con Van Dijk. Secondo me sul primo, che è quello che conta di più, c'è a scalare qualcosa che non funziona nel castello difensivo, perché vedo Elmas che non ha nessuno e al centro area che va bene, e nello scalare si trova Van Dijk in terzo tempo da solo con Kim, mentre per tenere Van Dijk devi andarci 2 o 3 e devi proprio di saltare nel terzo tempo. Cioè se lui parte devi solo pregare che poi la mano del portiere, perché con lui che ha il vantaggio di saltarsi in terzo tempo penso che non lo prende nessuno. Ti è piaciuto ieri Kvaratskhelia? Sì, ieri ho sentito cose allucinanti. Ormai si è creato l'idea. Ciro, voglio sapere prima che hai sentito. No, ho sentito che è mancato Kvaratskhelia. Cioè, io qualcuno ha pensato che Kvaratskhelia è Mbappé. Allora, Mbappé è giusto che fa un gol, un assist a partita. Non li fa, tu ti senti deluso. Kvaratskhelia non è Mbappé. Kvaratskhelia fino a 4 mesi fa, la Dinamo Baku, che non so se è chiaro, ha giocato ad Anfield da Napoli, alle prime 2 palloni, da Alexander Arnold. Sempre il giochetto, la mezza spalla avanti e dietro. Se Ostigar sta mezza spalla dietro, Kvaratskhelia ha fatto l'assist in una punizione che si è guadagnato con la catena di sinistra con Olivier, quindi con meccanismi di gioco che ha creato lui. È stato il faro. I fari del Napoli sono 2, Lobotka e Kvaratskhelia. Il gioco passa soprattutto per loro, soprattutto ieri è passato soprattutto per loro. Quindi poi magari se vogliamo andare a fare sempre, mi fa sorridere la frase, si poteva fare, tutti possiamo far meglio, probabilmente il tiro di sinistra al volo al 60esimo può venire meglio, però quella è la perfezione, non esiste. L'ha colpita troppo bene, Ciro. Giocando, sì, tra l'altro sempre fatto la fortuna, magari in altre serate, deviazione da Alexander Arnold va nell'angolo, non va in bocca d'Alisson. E questo è un gioco dove cambiassero, dice spesso, fallo dentro, fallo fuori, cambierà. Soprattutto quando le partite sono equilibrate come ieri. Giocando sui voti di prima, io a Kvaratskhelia avrei messo 6. Qual è il voto per Kvaratskhelia? Avrei messo 6,5. 6,5. È lo stesso che ha messo. Ah no, Ciro Novellina l'ha messo 7, è vero. Ho messo 7 Biagio Barone. Però Biagio Barone l'ha corretto, ha detto no, è 6,5, basta, è 6,5. E quindi Biagio Barone sta con Ciro Troise, sono d'accordo, Tra l'altro, signori, quando si parla di portieri, Ciro Troise può dire la sua anche dal punto di vista, diciamo, tecnico. Voi non l'avete mai visto tra i pali, io mi pregio, io posso dire di aver fatto gol a Ciro Troise. Ma, cioè, quale palazzo però? Scusa Vincenzo. Ciro, tu non fai gol a Ciro Troise. Di quale palazzo? Tu a Ciro Troise non gli fai gol. Vogliamo scommettere, direttore, che te lo faccio gol? Allora, Ciro Troise, io ti posso dire che Ciro Novellino sconocchia. Eccolo lì. Ciro Novellino quando viene servito in profondità sconocchia. Vabbè, tu sai, you know what means sconocchia, vero Ciro? Esatto, è quello che fa Ciro Novellino. Quello che fa Ciro Novellino al Menti di Castellammare quando fa le partite per il beneficenza. Ci sto. Però mi raccontano di un talento di base valido. Sì, c'è una buona tecnica di base, ma arrugginita dal tempo, immagino. Ad oggi non riesce. Ci parli anche dell'Atalanta, Ciro, per favore, perché ad oggi, come dire, forse nessuno se l'aspettava, ma Napoli-Atalanta è la sfida tra la prima e la seconda, quando siamo a novembre. Mica male per Gasperini e Spalletti. No, assolutamente. L'Atalanta senza le coppe era prevedibile, però, perché ragazzi, non fare le coppe in questo già normalmente è un vantaggio incredibile. Ovviamente parlo di vantaggio perché voglio fare tutte le coppe del mondo, non farei mai cambio. Però dico in generale, per la competizione Serie A, non fare le coppe in tempi normali è un vantaggio. Questa stagione è proprio un privilegio, perché il Napoli ha giocato ieri alle 4:30 di notte e gioca sabato alle 18 a Bergamo, significa che fra meno di 48 ore già in perdita di nuovo. Quindi è incredibile il divario che l'Atalanta ha attraversato il percorso perché ha cominciato a cambiare qualcosa. Gasperini dopo tanti anni
ha questo effetto qui che arrugginisce un po' le situazioni, guardate il caso Malinowski, e non è stata la solita Atalanta per mesi, perché l'Atalanta a cui siamo abituati noi è quella che va in campo, attacca con 5-6 uomini, ha tante funzioni, massacra con i quinti, è quella che Guardiola chiama il dentista. Quindi questa sinceramente non è per lui. È una squadra che molte volte sa stare più bassa e tante volte ha fatto tutto senza meritarlo. A Roma, col Milan in casa. Nell'ultima partita ho visto una crescita, ho rivisto le azioni fluide dove attaccano in tanti, ha fatto volato e poi che è un grip infatti. Lookman, che sentivo parlare prima a voi, è funzionale al massimo, perché uno da lungo è uno che occupa tanti metri, che quando parte lo sconosce, no? Quello che diceva Vincenzo, che prende metri agli avversari, un'Atalanta che è più bassa ha dato una grande mano a Gasperini. Diciamo che da tecnico furbo qual è, ha trovato una soluzione che non gli aggrada tantissimo, come scelto non è che sarà felice di stare più basso, ma che è stata funzionale ad una squadra che comincia ad avere qualche giocatore che ha avuto le più opportuni. Zapata non è più lo stesso, Muriel non è più lo stesso, Atebor non è più lo stesso, non ha più Gosens, non ha più Freuler, e quindi una squadra che ha caratteristiche diverse. Lo stesso Lookman è diverso dalla Muriel, uno che gioca meno palla sui piedi, più nello spazio. Ederson è diverso da quello che ha mostrato l'Atalanta finora, una mezzala che si butta dentro, Salerno faceva i gol con le spalle di Juric. Quindi è una squadra diversa che però con una competizione, secondo me, nel blocco di testa tra il primo e il quarto, dipende da come evolverà il campionato alla fine alla fine. Tutto chiaro, grazie mille Ciro per essere stato oggi qui con noi. Ciao Ciro. Grazie a voi. Ciro Novellino ti ha lanciato la sfida, occhio. Quando vuole è bellissima. Quando vuole. Ciro, va bene, allora vogliamo fare in diretta su Calciopoli 24 TV? Vuoi fare in diretta la sfida? Ti va? Facciamo solo se solo con commento di Salvio Passante. Con commento di Salvio Passante, 5 rigori. Se Ciro te ne para, almeno uno hai perso. Ma almeno uno è facile, lo posso anche tirare fuori. 2 su 5. No, gli faccio 3 gol, va bene Ciro? 2 su 5. Va bene, sfida accettata signori qui su Calciopoli 24 TV. Ferro te le metto, Ciro. Grazie a Ciro Ma che metti Ciro? Ma tu c'hai un'età, non farti grande, poi guarda che sono sempre quelli. Guarda che Ciro para. Lo so che Ciro para. Va bene. Voglio sempre venirti a salutare sotto il palazzo però. Grazie a Ciro Novellino. Come devo fare Ciro? Come devo fare? È uno showman Ciro Novellino. Hai fatto casato. Il commento di Salvio Passante poi si è proprio casato. Grazie a Ciro Troisi del Corriere del Mezzogiorno. Ciao Ciro. Ciao. Continuiamo la nostra trattazione e dobbiamo collegarci con Mister. Ce l'ha già il numero del Mister Biagio Barone in cabina di regia? Sì, assolutamente. Ce l'ha già, quindi adesso... Sì, esatto, con Mister, sempre lui ovviamente. Non è cambiato. Diciamo che nel frattempo me l'ha chiesto soltanto 873 volte. Ma perché per lui, per un fatto suo o perché doveva metterlo in scaletta? Insomma, doveva non lo so, perché mi ha chiesto... Forse vuole parlare col Mister. Voleva un po' parlare col Mister. Adesso lo fa. Ma secondo me, se tu avessi chiesto al Mister di fare il videocollegamento sarebbe stato felice. Mister Bordin è uno di cui l'ho detto, sicuramente abbiamo perso la sorpresa e non riusciremo neanche a sentirlo, vedete, perché porta sfortuna dire il nome prima. Porta sfortuna dire il nome Biagio prima. sta annuendo, che stai a fare Biagio? Annuisci. Ti posso leggere qualche messaggio intanto che Biagio non scaletta il Mister. Allora, stiamo parlando di portieri, quindi chiaramente c'è qualcuno che ormai litiga. Nel senso che chi dice che quella è Papera, che qui dice che quella non è Papera, io intanto lo chiederei all'allenatore. Io lo chiederei a lui. Mister Roberto Bordino, buongiorno. Buongiorno. Come stai mister? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Grazie innanzitutto per essere oggi qui con noi. Mister, prima di parlare di Napoli, di Atalanta, togliamoci il dente. Ieri Meret contro il Liverpool fa una Papera oppure no? Ma no, dai.
Secondo me no. Poi secondo me no, ottima prestazione secondo me da parte di tutti, dai. Poi la partita è giocata molto bene, secondo me come intensità, come approccio iniziale, e ovvio poi prendi gol nel finale, ci può stare, però insomma la partita secondo me, per come ha reagito in alcuni momenti il Napoli, doveva finire 0-0, ecco. Un episodio o due episodi hanno così deciso la gara. Io credo che, ecco, ci sia possibilità di guardare al futuro con grande ottimismo, proprio per quelli che sono stati dei segnali lampanti. Il Napoli che gioca a Liverpool senza ansia, e invece in passato quante volte si era visto non il braccino corto, perché è del tennis, la gambina corta, personalità, intensità, Klopp che mette Firmino su Lobotka, vado a ripetermi, ma è vero, è chiaramente un segnale di come anche ci fosse rispetto da parte di Klopp per Spalletti, per una delle due fonti del gioco del Napoli, Lobotka e Kvaratskhelia. Il fatto che il Liverpool non avesse mai davvero pensato di poter agguantare il primo posto nel girone. Il Liverpool non è che è andato all'attacco, il Liverpool se l'è giocata tranquillo, il Liverpool se l'è giocata provando anche a far, tra virgolette, bella figura, senza rischiare l'assalto, perché doveva vincere con 4 gol di scarto, giusto, se non vado errato? 4 gol di scarto. Quindi doveva tentare l'assalto, non è mai accaduto. Un Liverpool tutto sommato guardingo, che prende le sue misure e che prova a far bella figura con il Napoli. L'ha anche battuto, quindi complimenti al Liverpool, ma soprattutto complimenti al Napoli, mister, per tutti questi che sono degli indizi che portano ad una definizione già di grandezza per questo Napoli di Spalletti. Secondo me Klopp lo sapeva benissimo che Napoli, che ha detto in un'intervista, è la squadra più in forma del momento, non tanto per elogiare una squadra, per cercare di farla sentire più forte ancora, ma è la verità. E quindi quello che ha fatto di poco del Liverpool l'ha fatto per merito del Napoli, perché il Napoli si è giocato una partita veramente a testa alta, ma perché il Napoli in questo momento può farlo, perché è più forte del Liverpool, perché non saremo in campo. Non guardiamo i giocatori o gli anni passati che magari le squadre inglesi dove andavi facevi fatica a fare risultato. Quest'anno sapeva benissimo che non poteva esagerare Klopp, perché sennò avrebbe magari rischiato di perdere. Ha cercato di fare la sua partita, l'ha risolta nel finale, come dicevo prima, di fronte a una squadra che poteva punirla in qualsiasi momento. Complimenti vanno anche a loro che hanno vinto la gara, però alla fine sanno benissimo che andava avanti una squadra che sta facendo bene non solamente a livello internazionale, ma anche nel proprio campionato, perché sta veramente vincendo e convincendo un po' tutti, quindi questo lo sappiamo benissimo, quindi complimenti a loro, ma soprattutto a Napoli che ha perso per 2 episodi giocando sulla gara a viso aperto. A Roberto Bordin, al mio amico Roberto Bordin, che saluto. Ciao Robby, voglio chiederti 2 cose. Una riguarda ancora la sfida di ieri e una riguarda ovviamente la gara di sabato con l'Atalanta. La gara di ieri è vero che è stata condizionata da 2 episodi su 2 calci d'angolo, però quanto hanno pesato poi le uscite dal campo di Kvara e di Stanislav Lobotka? Perché poi Spalletti dice il Napoli era un po' stanco, abbiamo cominciato a subire un po' nel finale, ho fatto qualche cambio, ed effettivamente quelle 2 sostituzioni a mio avviso hanno un po' pesato, no? Sì, però infatti il Lobotka nel finale comunque, insomma, anche, ma poi ci sta, quest'anno rispetto agli altri anni ha una rosa così, a parte ampia, ma di qualità, quindi chi entra sicuramente può fare la differenza e fare bene rispetto agli altri anni. Come dicevo sempre, è un'annata diversa, dove quando si gira in panchina vede che ha dei giocatori di uno spessore incredibile che potrebbero essere titolari dal primo minuto, quindi ci stanno i cambi. Ovvio che poi il mister sa benissimo e conosce di tutti il termometro della situazione, della squadra, perché deve anche pensare ovviamente al campionato, ha davanti uno scontro molto importante con l'Atalanta, e quindi deve preservare alcuni giocatori che fino adesso hanno sempre giocato quasi sempre tutti i 90 minuti, quindi è giusto fare dei discorsi, dei pensieri del genere da parte dell'allenatore.
E invece per quanto riguarda il prossimo match, proprio la sfida con l'Atalanta, ecco, quella diventa una gara, possiamo definirla quasi già importante per la corsa al titolo, perché è la giornata, fatta eccezione della sfida del Milan con lo Spezia. C'è il derby di Roma e c'è anche Inter-Juventus o Juventus-Inter, adesso non ricordo chi giocherà. È ovvio che il Napoli guarderà a casa sua, perché ovviamente deve cercare di fare i punti importanti, soprattutto penso che l'ha dimostrato a Roma anche ieri sera, quindi se sta giocando le partite, ma nel senso che anche fuori casa con squadre importanti vuole andarsela a vincere, e a Roma l'ha voluta a tutti i costi e la porta a casa, quindi come dicevo prima sta convincendo molto l'atteggiamento che ha la squadra, grazie sicuramente a la chiave giusta, perché veramente ha fatto quest'anno la chiave giusta rispetto agli altri anni, per far scendere in campo la squadra sempre motivata, perché nel voler vincere ogni gara che ha davanti, ogni squadra che ha da vuol battere, ogni squadra che ha davanti, che sia in casa o fuori casa, e quindi devo dire che questa è di buon auspicio per il mister, che andrà ad affrontare una squadra sì che si è ritrovata negli ultimi tempi, che è quella di Gasperini, una squadra particolare che fa un calcio magari un po' particolare, molto fisico, molto dinamico. Però più difensivo rispetto al passato, mister. Qui i nostri telespettatori ci scrivono: Gasperini metterà un pullman davanti alla porta. Ma non credo, perché secondo me proprio il modo di giocare è una mentalità diversa rispetto ad altre formazioni, altri mezzi, altri moduli. Comunque si è sempre giocata anche loro a viso aperto, anche rischiando di perdere, magari sia in casa che fuori casa, però si è sempre giocata la partita. È ovvio che è una squadra, oltre ad avere la qualità anche fisica, perché è tipo, come dicevo prima, un tipo di gioco particolare, a volte marcature asfissianti a uomo, sempre pressione, e a volte questo tipo di pressione ti può anche comportare a concedere di spazi esagerati quando salta la marcatura e vai in superiorità numerica, e quindi puoi far male. È ovvio che probabilmente non è un pullman davanti all'area, però uno che riguarda una squadra che sta segnando tante ottime ripartenze e un ottimo gioco con la qualità di giocatori che ha, quindi sarà un po' più attenta nei confronti di me, sicuramente. Ad oggi chi è l'allenatore che vorresti, ecco, al tuo fianco, o del quale insomma vorresti essere al fianco in Serie A? Spalletti, Mourinho, Allegri, Gasperini? Io gli allenatori li guardi, poi cerchi di capire appunto come hanno ragionato in alcuna partita, perché ha fatto quei cambi, perché hanno quindi Spalletti, ma specialmente l'anno scorso, secondo me, quando effettivamente ha avuto, come ho sempre detto, di dicembre-gennaio, i problemi di rosa, perché i giocatori importanti sono andati a fare la Coppa d'Africa, quindi gli stai di fianco per sapere la gestione che come ha fatto a mantenere sempre il gruppo sempre così concentrato fino alla fine, a parte insomma gli episodi che sappiamo che l'anno scorso ha fatto qualche pareggio troppo in casa, però ha sempre tenuto, come quest'anno, la squadra sempre motivata, quindi gli ruberei un po' di queste cose che fa per poter gestire e tenere sempre la squadra al top, ecco. 4 anni a Bergamo, 4 anni a Napoli, mister. Esatto. Per chi tiferai? Ma guarda, io ho fatto delle annate molto belle sia a Bergamo che a Napoli, e quindi ovvio che sono due tifoserie molto calde, il napoletano è sempre vicino alla squadra, nel bene e nel male, e devo dire che rispetto magari a Bergamo ha un'accoglienza diversa, un calore diverso, proprio perché è proprio il tipo di persone che è napoletano. Infatti secondo me quest'anno il Cavascheglia insomma è giovane, però Achim per esempio, che è completamente una cultura, è stato subito accettato, e lui si è inserito in un ambiente veramente con facilità, perché Napoli gli dà questa possibilità. Quindi diciamo che insomma il tifo bianco che sia una bella partita, poi ovvio che poi spero anche appunto che chi andrà a vedere la gara, chi la veda dalla televisione, che si diverta per una bella partita, ecco. Tra l'altro forse mister, immagino ti avrebbe fatto più piacere fare cambio, diciamo, fare i precedenti 4 a Napoli e i successivi 4 a Bergamo.
Per un fatto di palmarès magari. Ovvio, perché poi l'anno che io sono andato a Bergamo, guarda, c'è stato un contatto con Napoli l'anno che sono stato a Bergamo, perché Pigon, che mi allenava a Cesena, mi aveva chiamato per poter andare a Napoli. Poi non ci fu la possibilità di andarci. Io ho atteso fino alla fine, perché poi oltre l'Atalanta c'era anche il Torino che mi voleva in Serie B, e poi hanno avuto a stringere i tempi l'Atalanta e mi hanno fatto firmare, adesso che a Napoli non c'è la possibilità ancora di sapere qualcosa per il mio futuro, ecco. E poi andò Crippa e fu l'anno dello scudetto, quello sì, fu l'anno dello scudetto, quindi insomma, ora sì, direi non sarebbe stato male, vincere uno scudetto, giocare con Diego a Napoli. Esatto, tra l'altro giocare con Diego, e ovviamente perché poi con Diego qualcosa vinci, perché insomma giocatore così qualcosa vinci. Vabbè, comunque dai, sono stato dopo 4 anni, abbiamo fatto qualcosa di buono anche con Mister Lippi il primo anno, dove siamo andati in Coppa UEFA, c'era ancora la Coppa UEFA, l'ultima partita a Foggia con Di Canio, con gol di Di Canio, quindi qualcosa di bello. Poi gli anni ovviamente li leghi anche al tuo lavoro che ho fatto, però insomma, anche alle persone che ho conosciuto, quindi ho fatto 4 anni dimenticabili e tuttora ho dei ricordi stupendi per quanto riguarda la gente di Napoli. Salutiamoci mister con uno sguardo sul presente. Io vorrei che Ndombélé avesse un po' il dinamismo di Bordin, insomma arrivasse a quei livelli. No, lui è più di Bordin, Ndombélé è un grande giocatore, perché poi... però mister ci sta mettendo troppo. Allora ti chiedo, visto che chiaramente ne sai molto più di me, quali sono le difficoltà che magari stai incontrando in questo momento? Perché io me lo ricordo ancora, lo ribadisco dai tempi di Lione, era un fenomeno. Ad oggi è un fenomeno. Ad oggi non lo è. È un fenomeno, lui è sempre un fenomeno. Quando un giocatore di qualità importanti ce li ha sempre, quindi devi cercare di tirargliele fuori. Poi ci possono essere più motivi per cui non è ancora entrato veramente in forma al top, magari quella continuità di gioco rispetto a quando era Lione in altri campionati, però sai benissimo che un giocatore così hai ancora tutto il tempo, perché ancora tutto il campionato davanti, e tra l'altro ci sarà questa sosta di mezzo che non si capisce bene come verrà affrontata da tutti gli allenatori per il mondiale, però insomma secondo me è un giocatore che ha qualità e si sa, perché l'abbiamo visto in altre occasioni. Io penso che abbia bisogno di un po' più di tempo, e secondo me aspettarlo è la cosa migliore, perché è veramente un giocatore forte. Tutto chiaro, grazie mille mister per essere stato oggi qui con noi. Sempre un grande piacere poter parlare con mister Bordin. Mariani, arbitro Mariani, Cecconi e Barcigli sono... Dobbiamo ringraziare l'ufficio stampa, Ciro. Claudio Russo. Tu non me lo ricordi. Dobbiamo ringraziare Claudio Russo. Adesso te l'ho ricordato. È troppo tardi, sono le 13:32, però magari possiamo recuperare nel corso dell'ultimo segmento. Dobbiamo ringraziarlo praticamente ogni 5 minuti adesso per recuperare il fatto che non l'abbiamo ringraziato in apertura di trasmissione. Scherzo, grazie comunque al nostro Claudio Russo. Dicevo, Cecconi, Bercigli assistenti, quarto uomo Sozza, Vardi Rati e Avad a Battista. C'è una questione arbitrale oggi in Italia? In che senso? I nostri telespettatori dicono: signori, ma quale Atalanta, ma quale Napoli? Ma avete visto che cosa stanno facendo gli arbitri? Che macelli stanno combinando questi direttori di gara? Milinkovic-Savic, il giallo che non esiste. Il gol di Messias, mai vista una roba del genere, almeno da quando è stato introdotto il VAR. La Juve pure, insomma, episodi controversi. Non a quei livelli, ma controversi. Esiste una questione arbitrale quando siamo già a novembre? Vincenzo, io quello che ripeto sempre ai nostri amici a casa quando toccano questo tasto è: guardiamo a noi. Continuiamo a macinare il gioco e a fare risultati. E allora poi le questioni arbitrali vengono messe in secondo piano. Perché ci sono sempre stati, gli errori degli arbitri ci sono sempre stati in ogni stagione, ci sono stati campionati vinti con errori arbitrali. Quindi bisogna guardare nel proprio orticello. È vero, dà fastidio quando viene favorita una squadra piuttosto che un'altra, ma è anche vero che io dico, quando ieri qualcuno dice no, ma io toglierei questi fuorigioco per millimetri, no, io dico
se fuori gioco è giusto che venga fischiato, perché poi in altra occasione magari non fischiato un fuorigioco del genere ad un'altra squadra, noi magari siamo lì a puntare il dito e dire avete visto, ecco, è favorita quella squadra piuttosto che l'altra perché era fuorigioco e non è stato fischiato. Quindi io sono dell'idea che bisogna guardare sempre nel proprio orticello. Poi è normale nel momento in cui l'errore è eclatante, per esempio quello di Messias nella gara col Torino, è un errore sì importante, ma non ha portato a nulla, perché il Torino comunque, per fortuna oserei dire, è riuscito comunque a vincere il match. Però grave, è grave. E allora in quel caso non ha portato a nulla, però agli dobbiamo arbitri. parlarne. Dobbiamo parlarne perché questi sono troppo scarsi, non sono in grado di arbitrare, fanno i guai, fanno i macelli. Allora adesso io dico questa roba, magari mi risponderà sì, ma tu non hai mai arbitrato, che diritto hai? Stanno facendo i macelli. Così si rovina il gioco più bello del mondo, si rovina un campionato che quest'anno può essere davvero spettacolare. Quindi puntiamo il focus sulla questione arbitrale, domani magari sentiamo anche qualche ex arbitro, qualcuno che può dirci di più, perché per esempio, ieri ascoltavo, leggevo le parole dell'ex fischietto Mazzoleni, che non è quello della finale di Pechino, è il fratello, che diceva che è proprio il sistema che ad oggi, in questo momento, favorisce l'ascesa di arbitri scarsi. Non è completamente meritocratico, è un sistema che invece di privilegiare il merito, privilegia le sezioni. C'è la sezione, diciamo così, un po' più accreditata, un po' più prestigiosa, che porta arbitri con costanza in Serie B e in Serie A, che è il massimo livello, e invece la sezione magari meno forte, chiamiamola così politicamente dal punto di vista arbitrale, che non ne porta mai. Napoli, la sezione di Napoli non ne porta mai, Foggia non ne porta mai. Ci sono sezioni arbitrali che è come se non fossero particolarmente accreditate presso l'AIA. Attenzione, sì, possiamo andare chiaramente, insomma, procedere con i collegamenti. Biagio, dimmi quando si è collegato il nostro ospite. Ce l'abbiamo già? Ancora no, però tra un po' ce l'avremo, te lo posso assicurare che tra un po' ce l'avremo. Si è appena collegato e allora iniziamo a mostrare, facciamo tutto live. Qui c'è scritto Calciopoli 24 live, vedi nelle spalle, ecco di qua, così, quindi è tutto giustificato, insomma. Mostrami il nostro prossimo ospite, così vado anche a presentarlo. Questo è un grande bluff, però. È una finta. Questo è stato un bluff di pregevolissima Biagio fattura. ha fatto una finta. Questo è stato un bluff di pregevolissima fattura, perché lui dice bluff suo dell'ospite e non mio. Ma nel momento in cui vedi lo schermo nero, caro Biagio Barone, perché premi play e ce lo mostri? È uno scherzo di Halloween a questo punto, dobbiamo andare a derubricarlo così. Ti è piaciuto? A me sì, divertente comunque per certi aspetti. Mostracelo, pum, schermo nero. Esatto. Chi era l'ospite misterioso? Tra l'altro è un ospite chiaramente che farà felici anche i nostri telespettatori, che adesso non guarda in telecamera. No, perché è frizzato. Che adesso non guarda in telecamera. Sai cosa ti potrei proporre? Caro Biagio Barone? Prova ad abbassare un attimo la qualità del collegamento, così da consentire ad una connessione magari anche non proprio speciale di essere abbastanza sostenibile. Che ne pensi? Ci proviamo? Grazie a Biagio Barone. Vediamo se possiamo dare il buongiorno. No, ancora no. È un giochi senza frontiere praticamente questo. È un livello di Super Mario. Abbiamo 3 vite. Per ora sono già andate tutte. Aspettiamo soltanto il bonus. Grazie al nostro Biagio Barone. Sì, ragazzi, non ci attacchiamo agli arbitri ora. Francè. No, Francè non per un fatto di confidenza, proprio perché tu ti fai chiamare Francè. 54 15 6. Non è un discorso che ci vogliamo attaccare agli arbitri, però quando è troppo è troppo. La misura è colma, errori grossolani che con la tecnologia sono inammissibili. Quando io a volte sento parlare dei fischietti che dicono no, ma la tecnologia serve per aiutare i processi decisionali. I fischietti così parlano, come va? Così. Per aiutare i processi decisionali, per arrivare ad una corretta impostazione. La tecnologia serve per evitare gli errori.
Esatto. Basta. Bravo. Non è che devo velocizzare, E invece ci sono io la stesso. tecnologia serve per evitare gli errori. Se non li evita, stiamo sbagliando qualcosa. Basta. Poi vogliamo dire che è colpa del protocollo e che va cambiato? Va bene. Vogliamo dire che è colpa delle linee direttive di Trentalaggio? Va bene. Però stiamo sbagliando. E lo stiamo dicendo oggi, 11 novembre, e non ad aprile e non a maggio. Perché poi là è facile. Bravi, avete perso lo scudetto, oppure bravi, non siete felici, quindi vi state appianati. No, non ci appigliamo agli arbitri a maggio. Stiamo dicendo che oggi stiamo vedendo della roba assurda, che è inammissibile e che sarebbe il caso di andare a cambiare. Altrimenti non meravigliatevi che poi la gente non guarda più le partite. Questo è anche vero. Ce l'abbiamo, Biagio? No, ancora no, evidentemente c'è un problema. Volessimo provare a fare semplicemente telefonica, insomma, in questi termini qua, sì. Ci sta. Proviamo a dare il buongiorno alla giornalista Michela Macalli. Ci sta prendendo in giro, Biagio. Palesemente. Palese. Ha deciso di metterci alla prova così. Proviamo solo ovviamente stiamo scherzando, signori, ringraziamo il nostro Biagio Barone per quello che è il suo lavoro che sta facendo, chiaramente in cabina di regia, coordinamento giornalistico e le grafiche viene ad essere complicato. Allora facciamo una cosa, caro Biagio, visto che il dio dei collegamenti video in questo momento non ci assiste ci siamo? No, non ci siamo. Gaggio giustamente dice mandami il numero perché poi vuole anche aggiungerla su Instagram. Bravo. Quella è la verità, quella è la su grande... Instagram può aggiungerla anche senza numero. Ha ragione, come si dice, su WhatsApp. Ma io sono un po' boomer, caro Ciro Novellino. Sono queste cose tecnologiche non tanto... ci vogliamo provare un'ultima volta? Vediamo se riusciamo. Attenzione. Michela, ci senti? No, ma io mi sento, mi sentite? Perfetto, voi? Buongiorno, sì, ti volevo solo chiedere, ti possiamo chiedere un favore? Sì. Di mettere il telefono in orizzontale, così possiamo vederti meglio, senza cambiare, okay. senza fare... No, ma la cosa bella è perché pensavo non doveste vedermi, però va bene, adesso mi cambio. Non pensavi che volessimo vederti? Quindi ti nascondi in pratica. No, praticamente mi vedrete con una bella tuta tornata da lavoro e vedrete anche una cosa fantastica in cucina. Va bene. Allora, il telefono adesso è fisso, però è verticale. Possiamo metterlo in orizzontale? No, io l'ho messo orizzontale, ragazzi. Abbiamo... no, ok. Sai che c'è il blocco schermo. Sì. C'è il blocco schermo attivato, quindi anche se lo mette in orizzontale... Va in verticale perché c'ha il blocco schermo attivato, Michela. No, ma anche il logo del Milan alle spalle. C'ha il logo del Milan alle spalle. Fa venire i brividi questa cosa, Michela. Va bene anche il logo del Milan alle spalle, Michela, va bene. Anche se ragazzi, attenzione, perfetto, grandissima. Ferma così. Va bene. Devo accendere un po' di luci. Va bene. Meglio le luci naturali. No, la prossima volta dovete dirmi, sarai vista, mi faccio il trucco, il parrucco. No, ma va bene, guarda, i nostri telespettatori sono felicissimi. Sono molto felici. Al naturale col frigor del Milan, perché sono in cucina, tornata da lavoro, fantastici. Va bene, l'importante è che tu ci aggiorni su quello che è la squadra di Gasperini oggi. Perché l'Atalanta è seconda con merito, secondo me. Chiaro che il fatto che non debba giocare le coppe va ad aiutare in un certo qual modo la squadra del Gasp, però gli va riconosciuto di aver dato una ulteriore lettura nuova. Questa Atalanta non è la stessa di 2 o 3 anni fa, ma al tempo stesso ha comunque mantenuto un grande livello. Possiamo dire un po' più difensiva, ma sicuramente un'Atalanta che è molto efficace. Secondo me è un'Atalanta come sempre efficace e Gasperini, lo sappiamo, ha sposato i giocatori, la squadra. Secondo me la sua forza è essere lì, perché se noi dovessimo cambiare effettivamente un club, io non so se il potere di Gasperini sarebbe lo stesso. Lui con Atalanta ha creato un progetto che ormai dura da anni e forse è questa la forza, perché
abbiamo uno condottiero, diciamo così, che può aver creato un qualcosa negli anni, a differenza di molte squadre che fanno un turnover anche di allenatori, di giocatori, di scelte tecniche che poi magari col tempo sono limitative, a meno che uno si prende e ha le potenzialità economiche tipo Paris Saint-Germain, ma per tutte le altre squadre, soprattutto in Italia che hanno parecchi deficit, continuare a cambiare secondo me allenatore, quindi anche il condottiero di un gruppo e il leader non va bene, e questa è la forza invece dell'Atalanta, quindi chapeau a Gasperini. Lookman o Kvaratskhelia? Ti anticipo già che ci sono delle statistiche in cui Lookman è addirittura superiore a Kvaratskhelia. Parlo dei dribbling tentati e la percentuale di dribbling riusciti. Possiamo dire che ad oggi è lui il simbolo dell'Atalanta, di questa nuova Atalanta. Più che il simbolo dell'Atalanta, diciamo, è una scoperta, perché si sanno le qualità di questo giocatore, ma che fosse un punto così di riferimento, no. Ricordiamoci che l'Atalanta e la sua forza, e ormai da quando giocava in Champions League, è che non ha un leader ma una potenza anche di equilibrio a centrocampo, quindi lui bravo, ma diciamo che ha anche un gruppo squadra che è ottimale, e devo dire che sta stupendo questo equilibrio, cosa che magari in altre squadre mi aspettavo di più. Questo è il pro rispetto al Napoli. Il Napoli secondo me ha delle individualità più forti di Atalanta, sono sincera, però l'Atalanta ha, ripeto, questa progettualità che dura da più tempo. Michela, due considerazioni, una per quanto riguarda il momento che vivono Zapata e Muriel, a mio avviso al netto degli infortuni una sorta di piccolo passo indietro rispetto al passato, e poi ti chiedo se ci puoi abbozzare un probabile 11 dell'Atalanta che appunto affronterà il Napoli sabato allo Stadio Maradona. Allora, secondo me... Stadium, ovviamente. Sì, allora secondo me è difficile che per qualsiasi atleta che dopo un infortunio tu rientri con la stessa testa, perché? Perché hai paura di fare infortuni, se sono poi giocatori che magari alcuni di loro non per l'Italia ma giocano in altre squadre nazionali, probabilmente hanno anche i mondiali, è ovvio che tirano il freno a mano, non si giocherebbero mai al 100% la parte fisica per magari avere un infortunio e manca un poche settimane al mondiale, quindi secondo me è normalissimo che chi ha avuto infortuni probabilmente va a un campionato, che è il sogno di ogni giocatore e per ogni atleta, fra poche settimane, pochi giorni non dal 100%, secondo me può essere volontario o psicologico, ma ci può anche stare, ed è normale che vada con i piedi di piombo invece se un atleta si fa male e non va a delle attività così importanti. Io vedevo anche per me stessa da atleta scarsa di sci, per ogni volta, anche se ripartivi dopo un infortunio eccetera con la stessa motivazione, la parte fisica non è più uguale, e comunque lo scotto psicologico, io nel caso dei salti, ti rimaneva, quindi chapeau anche io dico, parliamo di Bergamo, anche a Sofia Goggia, che qua a Bergamo ha fatto una marea di infortuni, non so lei come fa a essere una potenza, però lei lo dice sempre, il motto dell'Atalanta, mola mia, e va avanti pure lei. Sarà una questione di mentalità. Per quanto riguarda invece la questione probabile formazione, come ti chiedeva Ciro, possiamo già provare a individuare una formazione che affronterà il Napoli più o meno. Manca ancora qualche giorno, quindi ci aspettiamo qualche ballottaggio, però se volessimo provare a individuarla, quale sarebbe? Ma allora, secondo me, essendoci anche una partita con l'Inter successiva importante, non so se può fare anche un buon turnover, perché l'11 classico, non so Ciro cosa dici?
Ma Però- Allora, io ve lo vado a che leggere. giochi la primavera dell'Atalanta contro il Napoli. Allora, io vi vado a leggere la formazione che ha battuto l'Empoli, ok? Andiamo anche un po' al touch, per favore, Biagio. C'è Musso tra i pali, e qui penso che siamo abbastanza tranquilli. Toloi, Scalvini, Demiral, linea di centrocampo come sempre a 5, con Maelé e Adebor sulle fasce, Ederson, Pasalic, Koop, Miners, in avanti Lukman e Højlund. Probabilmente, secondo me, potrebbe esserci qualche cambio, non lo so. Penso ad un Malinowski titolare, penso ad un Zapata titolare. Credo, o meglio, chiedo a Michela, chiaramente, dovrebbero essere un po' questi ballottaggi, giusto? Secondo me sì, poi Zapata ha bisogno di rientrare come titolare anche per la testa, diciamo così, l'affrontare 90 minuti. Secondo me sì, Malinowski poi a mio avviso è una garanzia per l'Atalanta, l'ha sempre dimostrato, anch'io condivido che potrebbero essere messi dal primo minuto. Non mi preoccupa Zapata, perché se ragazzi comincia a pigliare il guizzo, la piglia col Napoli, mi dispiace, ma anche noi speriamo di no. Anche Noi sinceramente speriamo di no. Magari ai ballottaggi andiamo ad aggiungere anche Jim Sidi, che potrebbe dare il cambio allo stesso Scalvini. No, comunque posso essere sincera, ve lo dico a tutti proprio spassionatamente. Noi stiamo toccando già ferro, Michela, noi stiamo già toccando Hai ferro. Hai già capito, Vai. No, lo dico. Io adoro l'Inter, lo sapete che stimo Marotta, dove va Marotta è una garanzia di risultato, è stato anche in Atalanta il buon Marotta. Adoro l'Inter, ma il Milan secondo me non è come l'anno scorso, per me merita il Napoli, ragazzi. Io sono andata a vedermi il Napoli allo stadio Maradona, quando ho sentito Sole Mio con tutti i tifosi mi sono innamorata, lo devo dire, e secondo me quest'anno il Napoli noi ovviamente ti aspettiamo nuovamente al Maradona, Michela? No, ma è fantastico, ma davvero l'ambiente, poi ho visto una marea di famiglie, che è la cosa che purtroppo spesso manca negli stadi, quindi complimenti, perché l'ambiente è stato emozionante. Tra l'altro sei ricambiata anche dai nostri telespettatori, che in questo momento si sono innamorati di te, quindi insomma l'amore è abbastanza reciproco. No, ma ragazzi, veramente, si innamorano in tuta. Sì, non lo so, sarà comunque il tuo fascino, no? Guarda che devo dire che la distanza in aereo tra Bergamo e Parigi è la stessa tra Bergamo e Napoli. È vero, quindi devo venire. Io lo dico, ho amici anche alla Salernitana, voi magari commenterete, ma siete lì vicini, mi hanno detto vieni a vedere anche la Salernitana, mi piacerebbe, si mangia anche bene a Napoli, quindi... Confermiamo, le nostre pance sono, diciamo, la prova... La tua però. Più la mia che la sua. Il nostro Ciro Novellino ci tiene a specificare che sta facendo CrossFit. Grazie grazie mille a voi ragazzi, sarà sicuramente una bellissima partita, non vedo l'ora di vederla, appunto, anche perché sono due squadre meravigliose quest'anno, e devo dire che il campionato italiano, togliendo sinceramente, abbiamo già detto, Napoli, l'Inter, l'Atalanta, ci mettiamo la Roma, io queste 5 me le godo proprio a vederle in campo. Fammi togliere uno sfizio. E non la vuoi proprio salutare a Michela? No, un attimo al volo, proprio al volo. Michela, visto che sei molto vicina anche al Paris Saint-Germain, visto che sei molto vicina anche al Paris Saint-Germain, spesso ti vediamo a Parigi, quanto è bello vedere quei 3 mostri là davanti. Io delle volte ti invidio. No, non lo so, mi invidiano tutti e tutti cercano di avere un biglietto. Calcolate che settimana scorsa mi ha invitato il Paris Saint-Germain per andare a vedere la Champions e io ho già detto ok all'Inter. Non so, vabbè, almeno hanno vinto. No, il Paris Saint-Germain è fantastico da vedere, e a me ricorda personalmente quando c'era ancora il grande Milan, con ancora Maldini che aveva vinto nel 2007, se vi ricordate, i Champions, con tutti quei campioni.
che c'erano tutti questi campioni, ma effettivamente pure una persona magari appassionata di sport e che non ha mai fatto il calciatore, ma li guardava, diceva questi vabbè, non c'è storia, non c'è storia. Sono stata a Lione l'altra sera a vedere Lione-Lille, però come il PSG non c'è storia. Vabbè, è normale, comunque vi invito ad andare a vedere. Perché è Va bene fantastico. Michela, grazie mille per Grazie. essere stata oggi qui con noi, buon Atalanta-Napoli anche a te. Grazie mille ragazzi e che vinca il migliore, Va bene, siamo d'accordo. Sicuramente. Siamo d'accordo. Ciao, Grazie, Ah, grazie. scusate ragazzi, vi dico l'ultima cosa perché Vai. altrimenti si arrabbiano. Il frigo l'avevo vinto a una festa di Natale del Milan, quindi se i napoletani dove si mangia bene vogliono darmi anche qualche pentola, c'ho già anche quelle dell'Atalanta, vogliono darmi qualcosa, io le accetto, Io sono fair Perfetto. play. La Mondial Casa formato Serie A praticamente. Ma guarda, grandissima. c'è Gennaro Faro che consiglia di farti venire a Napoli più spesso, così cambia anche squadra. Caduta, mi sa che è caduta stavolta. Salutiamo Michela Magali, chiaramente le manderemo anche un messaggio adesso a diretta finita, la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. Il Milan è caduto. È caduta sul Sì, Milan, Milan. signori, capita, può capitare di cadere. Tra l'altro Milan comunque grande piazza, siamo giunti alla conclusione Ma quest'oggi. magari può essere di auspicio. Ma per avevi uno sguardo scivolata- diverso. Una scivolata del Milan. Appena si è connessa Ti Michela, ricordi? tu avevi uno sguardo diverso. Beh, sì. ma sfido chiunque, c'è Biagio Barone che di là sta facendo le capriole, sta ovazioni, facendo le le capriole. Ha detto che addirittura a lui andrà a Bergamo. Ha detto che Biagio Barone si è già lanciato in per- una a spinta di Ti professionismo. dicevo, ricordi lo scorso anno Milan-Spezia? E chissà, Perché no? chissà, magari, si può mai sapere. Grazie a Ciro Novellino. Grazie a te Vincenzo, ci ritroviamo più tardi dalle 16 alle 17 col filo diretto. Grazie ovviamente a Claudio Russo all'ufficio stampa di CN24 Live, al nostro regista Biagio Barone, e non mi resta che ringraziare voi alla fine per averci seguito quest'oggi, augurarvi un buon proseguimento di giornata e a domani con Calcio Napoli 24 Live. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato.
Calcio Napoli 24 TV, mai più senza.